Casa tutto a posto. Bentornata Gabriella Barcariol. Bentornata, ben ritrovati a tutti. Come sta la nostra avvocata preferita? Benissimo, come sempre. Soprattutto serena. Serenissima. Ieri giornata tranquilla. Tranquillissima. Abbiamo chiacchierato di questa puntata. Sì, come no. E mi ha detto oggi ti dico tutto. Stamattina mi è arrivato un messaggio preoccupante. No, non preoccupante, preoccupato. Sì. Tutto mia bene. colpa, Dovete sapere, dovete sapere che ieri insomma noi ci sentiamo ogni tanto prima. Gabri, per domani tutto ok. Franz, in realtà devo vedere delle cose. Stasera ti dico sicuro tutto. Ti dico tutto. È finito miseramente così, non c'è stato più un contatto, niente. Stamattina le ho detto. Ma noi siamo in sintonia e quindi ci capiamo. Perfetto. E tutto andrà bene. A proposito di sintonia, mi hanno posto una domanda, sai quelle robe tipo chiedo per un amico? Sì. Benissimo. Mi hanno fatto questa domanda. Materia è molto particolare. Esatto, stiamo parlando di cambi di sesso e quindi diciamo di domande me ne sono arrivate parecchio, ma una mi ha particolarmente colpito. Che devo dire, sembra apparentemente scema, ma in realtà ha il suo perché, nel senso, una volta avviata tutta la procedura burocratica per avere il cambio di sesso, sì, e una volta ottenuto l'ok del giudice, bla bla bla, tutto il resto, ma se a un certo punto uno volesse tornare indietro o una volesse tornare indietro, si può fare? Certo, come funziona? Si può fare e si fa tutto l'esatto opposto. Ok. Dobbiamo pensare che in alcuni casi, come abbiamo detto prima, c'è l'operazione, in altri casi no, alla sentenza non ti obbliga. Abbiamo detto la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del fatto che bisognava comunque procedere con intervento chirurgico per l'adeguamento del sesso. Quindi sostanzialmente si tratta di una scelta che poi viene elaborata in maniera diversa, si chiama detransizione. Ok. Quindi è lo stesso, anche se alcuni lo chiamano ritransizione, perché detransizione sempre nel linguaggio, perché noi ora in questo periodo storico il linguaggio è molto importante. Nanni Moretti lo diceva da tempo, in realtà le parole sono importanti. Mamma mia, perché detransizione sembrerebbe un'accezione negativa nei confronti dei trans e quindi l'hanno definita ritransizione. Le cause sono poche ovviamente, ma ci sono. Sostanzialmente le cause sono dettate più che altro a una pressione psicologica. Non tanto a questioni forse personali, o un percorso non fatto molto bene, indubbiamente. Magari, un percorso non fatto e non seguito assolutamente bene, però per quello che io so è dovuto anche da tante pressioni che vengono dall'esterno, soprattutto quando poi non c'è quando non viene effettuato la trasformazione fisica, no? L'adeguamento alla trasformazione fisica, cioè io mi sento donna, all'anagrafe vengo riconosciuta come donna, non faccio però quello che per me è l'intervento chirurgico, e quindi in quel caso forse un'elaborazione delle pressioni esterne forse ha veramente una grande rilevanza. E anche dopo però l'operazione chirurgica, diciamo, anche dopo la si può fare la ritransizione. Io credo che sia veramente, sono degli interventi chirurgici veramente molto importanti. Non so quanto siano fattibili, su questo sinceramente non siamo non medici, ho approfondito, non so quanto siano fattibili e quanto siano invasivi, poi quanto siano efficaci anche, no? In ogni caso sono pochi in qualche modo le ritransizioni. Assolutamente sì. E quindi il consiglio è quello sempre, comunque di fare un percorso molto 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 approfondito, certo. Cioè anche ci dobbiamo affidare a delle professionalità reali e vere, persone che hanno specialisti della materia. Questo sicuramente avviene, però noi sappiamo che non basta essere psicologi, psicoterapeuti, magari ci sono delle persone che hanno esperienza, competenza tutti i giorni, io ho a che fare con gli psicologi, ci sono psicologi e psicologi, così come ci sono dottori e dottori, così come ci sono avvocati e giornalisti e giornalisti. Quindi sostanzialmente è una questione che riguarda un po' tutte le professioni, quindi sicuramente l'importanza è la preparazione e la specializzazione. Vedo Piero che ride dall'altra parte. Sì, perché ho detto giornalisti e giornalisti. Esatto. Tu eri preso dalla... No, in realtà non ero preso, poi ti dico che cos'è, ma in realtà ascoltavo ed è una cosa evidente. Non commento su questa cosa perché sennò qualunque cosa io dica posso sbagliare e rischiare, di sembrare come dicevo, ho preso un tuo bla bla bla. Fermiamoci qua. Ma ieri anche ti ho tolto tempo però per il tuo argomento con questa domanda sulla ritransizione. Ieri, anche se non ti ho risposto, io ho fatto delle ricerche anche e soprattutto sui numeri.
A te piacciono molto i brava, numeri. Perfetto, ma quanto ti piacciono i numeri? Ma quanto ci piacciono i numeri? Allora facciamo così, prendiamoci un po' di pausa. Quando torniamo con Gabriella Parcariolo vi raccontiamo un po' i numeri di queste transizioni e ritransizioni e magari diamo uno sguardo anche al mondo dei più giovani. Sì, assolutamente sì. Se possiamo. Non andate via, restate su Cittadella. Stiamo parlando di cambi di sesso e di ricambi di sesso, nel senso di ritorni a fase iniziale. Il linguaggio. No, l'avrei detto, se mi dai il tempo l'avrei detto. Stavo solo spiegando il senso di quello che mamma mia, cazziato, però senza motivo stavolta, possiamo dircelo. Va bene. Allora, stiamo parlando appunto, al di là delle battute, di transizioni e ritransizioni, e cioè di quando una volta cambiato sesso si può tornare indietro, lo si può fare. Basta seguire una procedura e possibilmente un percorso di accompagnamento psicologico che permetta, diciamo in maniera efficace di maturare una consapevolezza come questa. Parlavamo però prima dei numeri. Io ieri mentre spulciavo alle 10 di sera, sai, quando non ti ho risposto, comoda. Sì. Mi sono imbattuta in un dato molto significativo, cioè per meglio dire sarebbe opportuno forse ricollegare poi su quello anche forse di questo tema di cui parliamo. Ok. Quindi ogni anno da quasi 40 anni nascono più maschi, in 25 anni abbiamo il 370.000 ragazzi in più rispetto alle ragazze della stessa età e grosso modo è così nell'intero mondo. Ok. Quindi non è tanto, come dicevamo prima, il calo. Cioè ma questo è un dato mondiale? È un dato, no, in Italia è quello di 370.000 ragazzi in più rispetto alle ragazze della stessa età. Ok. E invece nel mondo ha lo stesso trend. Il trend è lo stesso. Poi ci interfacciamo anche con politiche un po' come quelle della Cina, no? In cui si apre un altro grande filone lì, no? È un po' troppo complicato. È un po' troppo complicato per noi. Questo dato io l'ho trovato con riferimento poi a quelli che sono i dati relativi a i percorsi di trasformazione, no? Il percorso di mutamento del genere. Immagino che siano più frequenti. Il dato è significativo perché accanto a questa differenza, c'è poi un mutamento molto superiore negli ultimi anni, cioè la gente che nasce in un corpo che non sente suo, con una sessualità che non sente sua, è maggiore rispetto a quello che c'era nel passato. Questo anche perché insomma c'è proprio assolutamente, ora è sdoganato, una conoscenza del fenomeno, assolutamente, meno pregiudizi, tanto per cominciare. Assolutamente. Negli adulti, ad esempio, dal 2018 al 2022 sono aumentati del 55% gli accessi quando parli di adulti, per le modifiche adulti dopo 18 anni. Dopo i 18 anni. Al San Camillo di Roma in 5 anni abbiamo più 470% di accesso dei giovani. Sotto i 18 anni? Sotto i 18 anni. Parliamo di ovviamente minorenni. Per i minorenni tutto ciò è legato alla disforia di genere, cioè ogni minorenne nel 99% dei casi che fa l'accesso dopo la trafila che si deve fare, perché la trafila sostanzialmente ripercorre quella del tribunale, sì, assolutamente, quel percorso che fanno gli adulti fanno anche i minori. Con il consenso dei genitori o senza? Dei genitori devono essere accompagnati dai genitori ovviamente in questo percorso. Quindi se uno dei due genitori non dovesse essere... No, lì ad esempio io mi sono trovata con una ragazza, un ragazzo che era nato nel corpo di una ragazza. Okay. In quel caso si era attivato un procedimento presso il Tribunale per i minorenni, ma diversamente per una questione di conflittualità familiare. Okay. E questa ragazza in quell'ambito ha manifestato proprio una identità di genere completamente diversa, chiedendo di fare questo percorso. La mamma ha aderito, il padre non ha aderito, ed in ogni caso però la psicologia clinica a quell'epoca riconobbe che non c'erano ancora le basi per parlare di una modifica dell'identità sessuale della persona. Era ancora un po' presto, anche se io poi l'ho risentita a distanza di anni. Ancora oggi lei ritiene di dover fare quel percorso. Ma non è maggiorenne? No, non è ancora maggiorenne, la ragazza, ha 16 anni ora. Ma questi dati sono tornati un po' alla ribalta perché c'è stata una sentenza molto importante ultimamente del Tribunale di La Spezia che ha autorizzato il cambiamento dell'identità di genere rispetto a una minore di 13 anni. Non so se avete avuto modo, ma se ne è veramente parlato tantissimo perché ovviamente il Tribunale, si parla di un caso molto specifico, nel senso che nascono due gemelle,
una delle due non si sentiva, ovviamente, ma sin dalla nascita ha adottato degli atteggiamenti che non corrispondevano al suo sesso, manifestando ovviamente questa difficoltà, e la prima ad essersene accorto era proprio la gemellina, l'altra, che proprio la frequentava, cioè la trattava proprio come un uomo, come un maschio, quindi nei giochi, nelle attività, in tutto. I genitori, e qui ci vuole, credo, una grande coscienza, una grande forza, ecco perché parlavo di quel film Unicorni, perché veramente questo è molto importante. Questo weekend parto per Milano, ti prometto che mi porto il tablet, me lo scarico e me lo guardo in viaggio. Molto bello, perché anche in quel caso c'era una sorella maggiore che assecondava questa cosa di un bambino maschio, a voler essere donna, a dover essere femmina. Quindi il tribunale ha dichiarato, ovviamente ha dato la disponibilità, cioè ha emesso una sentenza con la quale la minore, il bambino, può finalmente riappropriarsi della propria identità di genere. È una storia più unica che rara, in qualche modo. Assolutamente sì, però c'è un grandissimo conflitto, anche perché al Parlamento c'è una proposta di legge che proprio si inserisce nell'ambito delle autorizzazioni e dei percorsi molto più incisivi rispetto a quelli che sono oggi. A proposito di proposte di legge, una delle cose che ti volevo chiedere, di cui magari potremmo discutere nelle prossime volte, è che c'è anche una proposta di legge per ridurre l'età dell'imputabilità, cioè di andare sotto processo, per farla facile, ai 13 anni, che diciamo adesso è 14. Magari proveremo a fare una valutazione nelle prossime settimane anche su questo. Intanto grazie come sempre a Gabriella Barcariol per averci raccontato tutto questo. Grazie a voi. Ci rivediamo con lei martedì prossimo con A Casa Tutto a Posto.